Assessore Roberta Lala, il Comune oggi organizza un evento per la festa dell'8 marzo che vede coinvolti tanti partner del settore molto attivi. Ecco quanto è importante ricordare in un giorno di questi quello che succede alle donne purtroppo. Sì, oggi in realtà ci sono state due iniziative, l'inaugurazione delle scarpe rosse a Porta di Ponte proprio perché non vogliamo in questa giornata dimenticare quelle donne che a causa della violenza purtroppo non sono più con noi, ma fare in modo che attraverso i simboli il loro ricordo sia vivo nelle nostre vite. Poi questo convegno alla Biblioteca La Rocca dove abbiamo diverse ospiti, quindi donne che parleranno della loro vita, donne realizzate professionalmente, abbiamo donna che tratta il tema della legalità, dell'integrazione, della disabilità e dello sport. Quindi ho voluto dare voce a loro per capire in quanto donne che problemi hanno riscontrato nella società per le pari opportunità. Diciamo che in Italia oggi la donna ha raggiunto una buona quota di pari opportunità, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Però in questa giornata non possiamo che dedicarla alle donne ucraine, perché purtroppo queste donne con grande forza stanno affrontando una sfida terribile. Per salvare l'infanzia dei loro figli sono costrette a scappare, lasciando il loro cuore nelle trincee dove ci sono i mariti. Quindi io personalmente voglio dedicare questo 8 marzo a queste donne. Antonella Gallo Carrabba, oggi qui su iniziativa del Comune di Agrigento con tanti partner per ricordare e omaggiare anche l'8 marzo. Sì, anche al Comune questo pomeriggio alla Biblioteca La Rocca si parla di donne. Sicuramente non dobbiamo aspettare l'8 marzo o altre giornate per parlare del valore della donna. Io dico sempre che la donna e l'uomo sono entrambi i protagonisti della società, quindi questa giornata che vogliamo ricordare la donna serve esclusivamente a mantenere alto l'attenzione su quelle che sono le problematiche molto spesso legate alle donne un po' più deboli. Io ne parlo in maniera particolare proprio perché il telefono aiuto è dalla parte delle donne più deboli, che sono le donne vittime di violenza, però sono anche le donne più resilienti, quindi sono quelle donne che hanno il coraggio di riprendere in mano la loro vita e quindi anche oggi questa giornata va dedicata a loro. Dottoressa Occhipinti, oggi a questa manifestazione dell'8 marzo organizzata alle donne, ecco il punto di vista anche di un magistrato. Ma oggi voglio parlare come donna. La domanda che mi ponevo prima di venire, di arrivare qua, era se oggi possa ritenersi veramente superato lo stereotipo che vedeva la donna come angelo del focolare. E in che limiti, e se sì, appunto entro quali limiti e in che misura possa dirsi veramente superato questo stereotipo. Sicuramente molti traguardi, il cammino che ha portato appunto ad una emancipazione femminile è un cammino ben avviato. Sono stati raggiunti tanti traguardi, molti strumenti normativi sono stati introdotti che hanno costituito sicuramente, insieme alla contestuale evoluzione del costume sociale, hanno costituito comunque lo strumento per un rafforzamento dei diritti delle donne. Oggi sicuramente c'è un diverso modo di approcciarsi da parte delle donne al tema dell'emancipazione femminile. Non si punta più all'affermazione o meglio alla negazione della differenza tra universo femminile e universo maschile, anzi si è consapevoli del fatto che vi è che la donna rappresenta, vi è un'identità di genere, ecco, femminile, che rappresenta un tesoro per tutte le donne, rappresenta sicuramente un valore aggiunto. Quindi vi è la consapevolezza che l'emancipazione femminile non necessariamente deve comportare la negazione della femminilità. La Fidapa in prima linea oggi 8 marzo in un evento organizzato in collaborazione col Comune di Agrigento.
ma non soltanto la Fidapa, ma anche le altre associazioni femminili come l'Ande, come il Soroptimis e tante altre, perché sono le donne appunto che sono le protagoniste del futuro. Insieme si può andare avanti, ecco perché noi oggi pomeriggio vogliamo appunto portare avanti queste nostre storie, le storie di queste donne agrigentine che si sono distinte nel loro lavoro, nel loro mestiere e che tutte hanno lottato per poter proseguire e andare avanti.